buonasera, benvenuti a questa conferenza di lunedì. È una conferenza un po' particolare perché la relatrice è anche la prima vincitrice del premio Aldo Rollero che abbiamo istituito noi come Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Dico due parole per quanto riguarda appunto la professoressa Bertini, laureata in matematica, dottorata in matematica presso l'Università di Roma Tor Vergata, docente di geometria nel corso di laurea in matematica all'Università degli Studi di Milano, ha ricevuto il premio di eccellenza per laureati presso l'Università di Roma La Sapienza e ha vinto questo primo premio Aldo Rollero bandito dalla nostra Accademia. È stato visiting researcher nell'Istituto di Matematica dell'Università di Bonn e autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali. Prima di dare la parola alla professoressa Bertini, che ci parlerà della matematica di Aldo Rollero, vorrei dire due parole. Mi scuso con i matematici, io sarò molto sintetico anche perché non ho molte notizie sul professor Rollero. Allora, il professor Aldo Rollero è nato nel 1921 e è mancato nel 2011. Nel 1942 si laureò in scienze matematiche all'Università di Roma, iniziò a Genova ma poi l'ultimo anno lo fece alla Sapienza a Roma. Nel 1949 diventò libero docente di geometria analitica, nel 1971 professore ordinario di geometria descrittiva con elementi di proiettiva nella appena costituita Facoltà di Architettura di Unige dell'Università di Genova, di cui fu anche il primo preside, poi passò a Scienze e insegnò sia Scienze che Ingegneria. Il professor Rollero è stato un matematico che si è dedicato prevalentemente ad argomenti legati alla geometria, geometria analitica, geometria algebrica e così via, quindi problemi estremamente specialistici, una delle massime autorità nel campo in questo settore. E per quanto ci riguarda noi come Accademia, entrò in questa Accademia nel 1950 come socio corrispondente. Successivamente il professore Eugenio Togliatti, che era stato un suo docente, lo propose come socio effettivo di questa Accademia. Nel 69 per alcuni anni fece anche l'amministratore di questa Accademia. Presso l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere ha pubblicato numerosi lavori, sia sulla collana degli atti, sia sulla collana Studi e Ricerche, che sono le due linee di pubblicazioni dell'Accademia. Perché il premio Aldo Rollero? Allora, Aldo Rollero, che come detto è mancato nel 2011, ha lasciato come eredità testamentaria alla moglie, la signora Angelberga Ferreri, ha lasciato un lascito, ha dato diciamo così, ha dato le sue eredità, le sue disposizioni testamentarie, e quando è mancata la signora Ferreri, che è mancata nel 2023, all'apertura del testamento si è trovato che, oltre ad avere lasciato un sacco di soldi e altre cose, all'Accademia Ligure ha lasciato una certa quantità di fondi e quindi l'Accademia ha cercato e soprattutto ha attuato le volontà del professor Aldo Rollero. Nel testamento della signora Ferreri è scritto che il marito, professor Rollero, ha deciso, che ha lasciato come indicazione testamentaria la creazione di assegni di studio a nome del professor Aldo Rollero per studenti nel settore di geometria algebrica e differenziale. Queste, tra virgolette, queste sono parole scritte nel testamento, meglio per qualcuno disposto a proseguire gli ultimi studi di mio marito. Questo è il lascito della signora Ferreri, vedova Rollero. Per questo motivo l'Accademia ovviamente ringrazia per il lascito
e comunque ritiene e ha l'obbligo di attivare queste borse di studio annuali che faremo di anno in anno, e la prima borsa di studio, anzi primo premio di ricerca più che borsa di studio, è stata assegnata appunto a Valerio Bertini, di cui oggi ci tratterà sulla matematica di Aldo Rollero. Grazie. Prego. Grazie molte, buonasera a tutti. Grazie della presentazione, dell'invito, grazie a tutti voi che siete qui presenti. È un gran piacere essere qui e oggi volevo appunto un po' raccontarvi la matematica di Aldo Rollero, nel senso l'ambito di ricerca in cui ha operato Aldo Rollero, la geometria algebrica, che è anche il mio ambito di ricerca, e ho pensato di presentare un po' una chiacchierata sulla geometria un po' in generale, i vari tipi di geometria, alcuni tipi di geometria, e in particolare la geometria algebrica. E è la prima volta che mi trovo a fare una presentazione a un pubblico generale, è stato molto divertente prepararla, spero di averla calibrata bene. E appunto il punto di partenza vorrei parlare della geometria e come definizione possiamo dire che la geometria è lo studio delle forme nello spazio e delle loro proprietà. A seconda di quello che ci interessa però abbiamo geometrie diverse a seconda di quali sono le proprietà che vogliamo catturare e a seconda degli spazi che vogliamo identificare. Una domanda di partenza è: ok, vogliamo studiare questi spazi, queste figure geometriche, quando è che diciamo che sono uguali? Cos'è che vogliamo identificare? E questa è una domanda affatto banale e ci sono tante risposte possibili a seconda del nostro punto di vista, a seconda di quali sono i nostri obiettivi. E quindi appunto la domanda di partenza è: quando vogliamo dire che due forme sono la stessa? Ad esempio, qui vedete due triangoli e potete notare che uno è semplicemente un triangolo dilatato rispetto all'altro, l'ho solo ingrandito come con uno zoom. Da un certo punto di vista potremmo dire che si tratta sostanzialmente dello stesso triangolo, l'ho solo ingrandito con uno zoom. Ma per tanti problemi questi due triangoli non sono affatto uguali. Ad esempio hanno un'area diversa, quindi se a noi interessa l'area che è delimitata non sono affatto uguali. Se ci interessano come triangoli astratti, quindi o magari le proporzioni tra i lati o gli angoli, allora sono quasi lo stesso, sono sostanzialmente lo stesso triangolo, ma dipende da quello che vogliamo fare. O questi altri due triangoli a un primo sguardo potrebbero sembrare invece questi diversi, no? Cioè i vari lati sembrano diversi, ma guardandoli più attentamente possiamo osservare che si passa da uno all'altro con delle rotazioni, cioè inclinando sempre di più questo triangolo, e qua in questo mio disegno anche spostandolo verso destra, si arriva da un triangolo all'altro. E se vi faccio notare questo, magari il punto di vista un po' cambia, perché allora possiamo dire: beh, è sostanzialmente lo stesso, lo sto solo girando, ho disegnato un triangolo su un foglio e sto ruotando il foglio. Qui l'area è rimasta la stessa, ho effettuato una rotazione. E quello di cui voglio convincervi è che tutto il punto è quando è che vogliamo identificare due forme. E a seconda della risposta che diamo, stiamo facendo una geometria diversa. E quindi da questo punto di vista possiamo dire che ci sono tante geometrie e questa abbondanza di geometrie dipende dalle figure che vogliamo identificare o, in altre parole, dalle trasformazioni che vogliamo ammettere. Nell'esempio di prima, nel primo caso passo da un triangolo all'altro ingrandendo, quindi se vogliamo dire che questi due triangoli sono uguali, vuol dire che stiamo ammettendo che zoomare sia una trasformazione lecita e identifichiamo due triangoli che si ottengono dall'altro facendo uno zoom. Nel secondo caso stiamo dicendo che due triangoli sono uguali, se vogliamo dire che questi due sono uguali, quando passo da uno all'altro ruotando e spostando in qua, in questo caso, spostando verso destra. Quindi dire quali figure vogliamo identificare è la stessa cosa che dire quali sono le trasformazioni che per noi sono delle identificazioni, è la stessa cosa. E questo punto di vista è stato introdotto da Klein nel 1872 nel suo programma di Erlangen, e Klein propose di classificare le geometrie in base alle trasformazioni ammesse. A seconda delle trasformazioni ammesse sarà in una geometria diversa, quindi ovvero le trasformazioni che lasciano invariate le proprietà geometriche che ci interessano. C'è quindi una corrispondenza tra le proprietà che vogliamo mantenere e le trasformazioni che ammettiamo. Più
proprietà vogliamo mantenere, meno trasformazioni possibili ci saranno, meno identificazioni ci saranno, perché stiamo facendo una geometria che differenzia molto, per cui tante figure sono diverse. Più invece siamo laschi e più identifichiamo forme, più abbiamo trasformazioni ammissibili e meno le proprietà che ci interessa preservare. E vorrei introdurvi 3 geometrie, che sono la topologia, la geometria riemanniana e infine la geometria algebrica, che è la geometria in cui si muoveva Aldo Rolero, e un po' farvi vedere come in effetti sono geometrie molto diverse, punti di vista molto diversi, perché ci interessano proprietà molto diverse. Partiamo dalla topologia. E secondo me, per pensare alla topologia dobbiamo pensare che è una geometria in cui gli oggetti è come se fossero fatti di una gomma morbidissima, quindi deformabili molto, e le trasformazioni concesse sono tirare, schiacciare, stirare. Quello che invece non ci va bene è fare uno strappo, creare un buco. Quindi se si passa da una figura all'altra strappando, non diciamo che sono uguali. Se invece stiamo solo stirando, deformando come una figura di plastilina, è sempre la stessa cosa, diciamo che è sempre lo stesso oggetto, sempre la stessa figura nello spazio. E se ci ricordiamo da scuola, una trasformazione del genere è quella che chiamiamo una funzione continua. Quindi se passiamo con una funzione continua da un oggetto all'altro, se si passa da un oggetto all'altro per mezzo di funzioni continue, questi oggetti li identifichiamo. Se invece appunto strappiamo, buchiamo, si tratta di oggetti diversi. Facciamo degli esempi. Se penso a una circonferenza, quindi penso solo alla curva, ok, a un laccio chiuso, beh, se lo stiro un po' arriva un'ellisse, alla seconda figura. Per la topologia questi 2 oggetti sono lo stesso oggetto, sono identificati, sono equivalenti. Ma di più, posso muovere a questo punto questo laccio come voglio, questo cappio come voglio, è sempre lo stesso oggetto dal punto di vista topologico. Una cosa invece diversa è se prendo un nodo. Qui ho disegnato un nodo semplice, cioè pensate di avere una cordicella, fargli un nodo e richiuderla. Viene una cosa del genere. E questo nodo non si scioglie, non arriverò a un cappio del genere. Per scioglierlo dovrei tagliare e scioglierlo e eventualmente richiuderlo se voglio arrivare a una curva chiusa. Appunto devo operare uno strappo. Se io annodo e chiudo, questo nodo non si scioglie senza fare degli strappi, non ci riesco. Quindi da un punto di vista topologico queste sono figure diverse. E questo è un punto di vista che per molti ambiti è interessante. Ad esempio mi può interessare classificare i vari nodi che si possono ottenere. Di questo ad esempio se ne occupa la biochimica, ha sicuramente implicazioni di cui io so ben poco, ma so che è interessante sapere come si ripiegano proteine, DNA, e sapere, insomma, la teoria dei nodi viene d'aiuto. Non interessano molte altre proprietà, ma solo come è fatto il nodo. Quindi in alcuni ambiti è comodo fare questa identificazione, fare così tante identificazioni. Passiamo in dimensione superiore, diciamo degli oggetti 2-dimensionali, delle superfici, sempre dal punto di vista topologico. Quella che ho disegnato è una sfera, intendo la superficie sferica, solo la superficie che c'è fuori, non l'interno. Dal punto di vista topologico, se io l'allungo un po', non cambia niente. Se me la immagino di gomma, no? È un'operazione concessa, stirarlo un po' e arrivare a questa forma un po' come un pallone di rugby, no? Diciamo la palla da calcio e da rugby è la stessa cosa dal punto di vista della topologia. Ma posso andare avanti, posso con un dito schiacciare sopra, cominciare a schiacciare, e se continuo questa figura a schiacciare, 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 arriverò a una figura tipo un bicchiere. Ok? Ho schiacciato al centro fino ad arrivare in fondo, senza bucare, i buchi non sono ammessi, arrivo solo a schiacciare fino a giù. Dal punto di vista della topologia, la superficie di un bicchiere e una superficie sferica sono la stessa cosa. Oppure posso partire da una ciambella, adesso è una figura con un buco, parto da questa ciambella e faccio un po' la stessa cosa di prima. Prendo un bordo e comincio a tirare, fino a, no? Tiro un po' via un pezzettino e poi faccio la stessa cosa di prima, premo di qua. E alla fine quello che mi esce fuori è il bicchiere di prima, ma dal momento che avevo questa ciambella all'inizio mi rimarrà un manico, arriva una tazza. Per la topologia una ciambella e una tazza sono lo stesso spazio, sono spazi identificati. Grazie. Invece può essere abbastanza intuitivo pensare che dalla sfera alla ciambella è un po' difficile arrivando solo stirando, devo creare un buco, c'è uno strappo di mezzo. Possiamo credere al fatto che per la topologia questi 2 oggetti non sono uguali. Una cosa che viene molto comoda in matematica per differenziare, in geometria, in matematica, per differenziare i 2 spazi, è introdurre degli invarianti, cioè delle proprietà che se 2 oggetti si
deformassero l'uno all'altro, verrebbe mantenuta. E un invariante importante in topologia è il numero di buchi, si chiama genere di queste superfici, ed è proprio letteralmente il numero dei buchi che hanno. Un'identificazione in topologia, queste identificazioni di cui vi sto raccontando, mantengono il numero dei buchi. E quindi una sfera non sarà mai questo che ho disegnato qui è un diverso, ok? Fatto in verticale, spero si capisca il simbolo. Una sfera non arriverà mai a essere una ciambella, come non arriverà mai a essere una ciambella con 2 buchi, 3 buchi, sono tutti spazi diversi dal punto di vista della topologia. Questo invariante penso sia abbastanza intuitivo, no? Perché possiamo intuire che creare un buco crea uno strappo, ma ci sono invarianti molto più sorprendenti, molto più sottili. E ve ne vorrei raccontare un altro della topologia, prima di passare a un'altra geometria, che è il seguente. Allora, facciamo un po' insieme questo conto. Questa figura è un tetraedro. Contiamo quanti vertici ha. I vertici sono 1 qua sopra e 3 sotto, quindi 4. Gli spigoli sono i lati, e ce ne sono qua 3 e poi 3 nella base, quindi 6. Le facce sono le facce 2 dimensionali e sono una qua, una dietro e una sotto, 4. Ok, sono dei numeri e fatemi notare qui che se faccio il numero di vertici meno il numero di spigoli più il numero delle facce, quindi 4 meno 6 più 4, viene 2, va bene. Andiamo avanti e guardiamo un cubo. Posso fare lo stesso conto, i vertici quanti ce ne sono? 4 sopra e 4 sotto, 8. Gli spigoli lo stesso sono 4 sopra, questi 4 sotto e poi ci sono questi 4 verticali, quindi 4 per 3, 12. Le facce, ho quella sopra, quella sotto e 4 laterali, 6. Numeri diversi e anche qui posso fare poi lo stesso conto e mi viene 2. Vado avanti, ve ne faccio un altro. Prendo l'ottaedro, che è questa figura qui. Ok, ci sta interessando solo la superficie. Contiamo i vertici, ne ho uno sopra, uno sotto e poi questi 4. 6. Gli spigoli, allora vediamo un po', ne ho 4 qui su, 4 giù e poi questi 4 laterali, 12. Le facce ne ho 4 superiori e 4 inferiori, 8. Viene sempre 2 questo numero qua. E vedete che queste tre figure sono delle superfici e dal punto di vista della topologia si portano una all'altra. Se volete, se le gonfiamo, sono tutte la stessa cosa che una sfera, non presentano buchi. Ok, quindi se li gonfio un po', tutte diventano una sfera. Dal punto di vista della topologia sono lo stesso oggetto. E vedete che quindi il numero di vertici, spigoli, facce non sono degli invarianti topologici, nel senso che figure identificate ce l'hanno ben diversi. Se io questi le continuo un pochino a modificare, posso creare altri vertici, altri spigoli, piegando, deformando. La cosa sorprendente è che rimane uguale questa differenza. E in effetti quello che è vero è che questa differenza è un invariante topologico e dipende solo da quanti buchi ho. E la formula è questa somma differenza, insomma, vertici meno spigoli più facce, quanto fa 2 meno 2 volte il numero di buchi. In questo caso non ho buchi, quindi viene 2 meno 2 per 0, 2. Se avessi un buco, come la ciambella o come la tazza, se provassi a fare un lavoro del genere, lo rendessi tutto spigoloso e potessi fare questo lavoro, mi verrebbe 2 meno 2 per 1, mi verrebbe 0. E così via. Questa è una formula che vale per tutti. Quindi a volte questi invarianti sono sorprendenti, no? Perché qui vertici, spigole, facce non sono degli invarianti, ma questa strana loro combinazione algebrica sì. Ops. Penso di aver fatto qualcosa. Ok. E questi invarianti sono comodi, no? Perché appunto ci permettono di capire quando 2 oggetti sono diversi, perché se l'invariante cambia i 2 oggetti non sono identificati. Va bene, passo a un altro tipo di geometria, che è la geometria riemanniana, che penso si possa un po' sintetizzare introdurre dicendo che è una geometria che tiene traccia delle distanze, che vuole fare delle misurazioni. Ok? Quindi da questo punto di vista abbiamo i nostri spazi, ma ci interessa anche di qual è la distanza tra 2 punti sul nostro spazio. E cos'è la distanza? È molto intuitivo pensare che da un punto all'altro che stanno in uno spazio io ci possa andare facendo tante strade diverse. La distanza è la lunghezza della strada più corta possibile, quindi è la distanza minima tra di tutti dei cammini che congiungono questi 2 punti, delle strade che faccio per andare da uno all'altro.
E allora, se voglio tener conto, se voglio tenere traccia di questa misurazione, le trasformazioni che vorrò mettere saranno trasformazioni, le chiederò sempre continue, quindi la struttura topologica rimarrà la stessa, ma in più chiedo che mantengano le distanze tra i punti. Quindi, di nuovo non identificherò spazi che erano diversi per la topologia, però qui sto chiedendo di più, le trasformazioni non sono continue come prima in topologia, ma in più mantengono le distanze tra i punti, quindi sono meno. E il fatto che le trasformazioni siano meno vuol dire che sto facendo meno identificazioni, quindi identificherò meno spazi tra di loro. E proviamo un pochino a vedere che cosa può succedere. Allora, mettiamoci nel caso più semplice, siamo su un foglio, quindi quello che ho rappresentato è un foglio piatto, e la distanza tra due punti, penso siamo tutti d'accordo che se ci troviamo su una superficie piatta, il modo più breve da andare da un punto all'altro è andare dritti, no? Quindi prendere un segmento dritto. Questa è la distanza tra i due punti. Adesso immaginiamo che questo che ho disegnato è un foglio e comincio a piegarlo, quindi comincio a fargli così. Questo è il foglio e comincio a piegarlo. Beh, se avevo due punti, il modo più breve per congiungerli rimane lo stesso, rimane quest'arco deformato, giusto? Quindi non sarà più una linea dritta, sarà una linea curva perché il foglio è curvo, però rimarrà, diciamo, la stessa linea che quando appiattivo il foglio diventava la linea dritta, il segmento. E se vado avanti così posso arrivare quasi a un cilindro, continuando a piegare il foglio. Ok? In questo cilindro, diciamo, questa trasformazione non sta cambiando le distanze, il foglio è sempre lui, non lo sto deformando, dilatando, le distanze, le misurazioni rimangono le stesse. Va bene, quindi diciamo da un punto di vista della geometria riemanniana sto facendo delle identificazioni. Okay? Caso diverso è se con questo foglio volessi approssimare ad esempio una calotta sferica, quindi come un emisfero della Terra. Qui la situazione cambia e in effetti questi due spazi dal punto di vista riemanniano non sono lo stesso, e se io provo con il foglio fare una calotta sferica, mi mangio qualcosa, non ci riesco a trasformarlo mantenendo le distanze alterate. E in effetti, se, non so, nel mio disegno sembrerebbe che quel segmento tra A e B diventi questo pezzettino di parallelo, questo non è più il modo minimale per andare tra A e B, quindi è cambiata la loro distanza in questo nuovo spazio. E in effetti, se una calotta sferica provo a stenderla, comunque io faccia, quando l'ho stesa la distanza minimale sembrerebbe il segmentino dritto. Sulla calotta sferica non è mai il segmentino che diventa il segmentino dritto, sono due spazi in cui la misurazione delle distanze cambia, e questo, se ci pensate, ad esempio lo vediamo quando viaggiamo in aereo. Se dobbiamo andare da Genova a New York, ok, non esiste un aereo che fa Genova a New York, diciamo da Milano a New York, il volo non seguirà un parallelo, ma il volo andrà un pochino su e poi riscenderà, perché questo è il modo per minimizzare la distanza se devo andare da una parte all'altra, e questa è la ragione, ci mette di meno. E anche se per noi è un po' controintuitivo, perché noi tendiamo a pensare tutto quanto piatto, e questo è anche il motivo per cui le carte geografiche deformano le distanze, non le mantengono mai fedeli. Il planisfero, abbiamo tutti in mente che ha l'Alaska gigantesca, anche la Russia gigantesca, è grande, ma sulle carte sembra ancora più grande, sta deformando le distanze, le sta dilatando, e questo non succede solo se cerchiamo di rappresentare con una carta tutto il globo terrestre, ma qualunque carta, qualunque appiattimento di una porzione di terra modificherà le distanze, non sarà una buona scala. Quindi dal punto di vista della geometria riemanniana questi oggetti sono irrimediabilmente diversi, una cosa piatta oppure una cosa curva. E vedete che per cosa piatta, per me, è anche questo foglio ripiegato. Non sembra piatto, ma dal punto di vista della geometria riemanniana lo è, nel senso che è uguale a un foglio. E quello che c'è dietro è un grande invariante della geometria riemanniana, che è la curvatura di questi oggetti. Quanto l'oggetto è curvo, in che modo è curvo. E quindi vorrei introdurre questo invariante. E la curvatura, quindi, che è proprio quanto è curvo un oggetto intorno a un certo punto, quindi quella sarà la curvatura in quel punto, può essere in tre modi: positiva, nulla o negativa. Positiva sono i punti in cui è positiva, si chiamano punti sferici, perché sono come i punti sulla sfera. E che cosa sta succedendo? Succede che in qualunque direzione io mi muovo da quel punto, se mi metto in quel punto è come se scendessi in giù, è come se fossi in cima a una collina che termina in un punto. Quindi è tutto, diciamo, concordemente vado sempre in giù, non è che a volte vado in su, in giù, vado sempre in giù. Punti del genere sono punti, si chiamano sferici, a curvatura positiva. Curvatura nulla vuol dire che c'è una direzione in cui rimango piatta e in tutte le altre direzioni, almeno una direzione in cui rimango piatta, e nelle altre, o anche nelle altre vado dritta, quindi è piatto,
Oppure se curvo in maniera concorde, di nuovo sempre nella stessa direzione. Immaginatela come la cresta di una duna lunga. Quindi se cammino sulla cresta vado dritta, se vado a destra e a sinistra scenderò, sia a destra che a sinistra scendo sempre. Questi sono i punti piatti, oppure un punto piatto e un punto sul piano, in cui in tutte le direzioni non scendo né salgo, è piatto appunto in tutte le direzioni. Negativa sono i cosiddetti punti sella, perché immaginate di stare al centro di una sella, ok? Se la sella è montata sul cavallo, se io dal centro della sella vado verso la testa del cavallo vado in su, se invece dal centro della sella vado verso il corpo del cavallo scendo in giù, quindi ci sono direzioni discordi, a volte vado in su e a volte vado in giù. Quando c'è una situazione del genere la curvatura è negativa e questi sono i 3 tipi di curvatura che possono capitare. E sono degli invarianti di uno spazio per la geometria riemanniana. Quindi se 2 spazi hanno punti con curvature diverse, non potranno essere lo stesso. E appunto è un grande invariante. E qua diciamo una cosa che piace sempre raccontare ai matematici è che è il motivo per cui quando mangiamo la pizza la pieghiamo. Che cosa intendo? Immaginate che questa sia una fetta di pizza. Essendo una fetta è piatta. Se io la sollevo però c'è la gravità che la porta in giù. Quindi vedete che si crea una direzione in cui scendo in giù, si è curvata, ma rimane piatta in questa direzione. Infatti siamo ancora in questa situazione qui, della curvatura nulla. Da una parte scendo ma ce l'ho una direzione in cui sto piatta. Per evitare che questo accada, cosa posso fare? Posso piegare il foglio. Se io lo piego, ho introdotto curvatura positiva in tutte le direzioni, ma questo spazio era curvatura piatta, quindi da qualche parte piatta deve rimanere, e infatti rimane dritto. È il motivo per cui quando pieghiamo la pizza rimane su, altrimenti scende giù. Ok. E questo invariante appunto ci permette di distinguere tra spazi che non vogliamo identificare con la geometria riemanniana. E ad esempio se riguardiamo gli spazi che la topologia identificava, quindi la sfera che ho deformato e poi ho cominciato a spingersi sopra fino ad arrivare al bicchiere, sono spazi che hanno punti di natura diversa. Vedete che sulla sfera i punti sono tutti sferici, che è il motivo per cui i punti di questa natura si chiamano punti sferici. La sfera è completamente simmetrica, se prendo un punto sulla sfera gli altri li ottengo ruotandola, no? Su se stessa. Un punto sulla sfera è di questo tipo qui, giusto? In ogni direzione piego concordemente, scendo sempre, diciamo, se mi muovo. Invece su questa figura ci sono dei punti sella, che sono i punti qui sul bordo di dove ho cominciato a spingere, se riuscite a figurarveli. E allora questi 2 spazi certamente non sono lo stesso dal punto di vista della geometria riemanniana, perché hanno punti di natura diversa. Sulla sfera punti sella non ce ne sono, quindi non può essere che sono lo stesso. E se vado avanti e arrivo al bicchiere, che ho disegnato apposta col fondo piatto, oppure in realtà l'ho fatto cilindrico, è la stessa cosa, vedete che ci sono anche tanti punti a curvatura nulla, tutti quelli dove c'è una direzione dritta. Quindi questo è ancora un altro spazio dal punto di vista della geometria riemanniana, sono tutti diversi, erano gli stessi dal punto di vista della topologia, sono tutti diversi se mi interessano le distanze. Ok, l'ultimo contesto che vi voglio introdurre è quello della geometria algebrica, come vi dicevo. E qui diciamo il punto di vista forse cambia un pochino e quello che ci interessa è studiare figure nello spazio che abbiano una descrizione semplice, che si possa fare con strumenti algebrici che sappiamo utilizzare. E in effetti le figure che ci interessano sono il luogo dei punti che soddisfano un polinomio. Ora faremo degli esempi e una descrizione del genere è familiare a tutti noi, adesso spero di convincervene con gli esempi, però potete già credere che è un po' una semplificazione dire che questo oggetto è descritto da un polinomio anziché da funzioni qualunque e quindi sarà più semplice in applicazioni studiare un oggetto, un braccio robotico descritto da un polinomio rispetto a che funzioni arbitrariamente complicate. Quindi diciamo il punto di vista della geometria algebrica è mettersi in un contesto in cui studiamo oggetti che comprendiamo con strumenti algebrici. E facciamo degli esempi. Il primo esempio è la retta. Nel piano cartesiano, quindi con assi x, y, sappiamo tutti che una retta messa così si descrive da un'equazione del tipo y uguale mx più q, ce lo ricordiamo tutti dal liceo. Questo è un polinomio, nelle variabili x e y. M e q sono dei numeretti che fisso e a seconda di come li fisso la retta sarà inclinata diversamente o sarà traslata. Questo è un polinomio di grado 1, che è l'esponente massimo che capita per x e y. I punti che soddisfano questo polinomio sono i punti della retta, quindi la retta è una varietà algebrica, si dice, cioè è uno spazio studiato dalla geometria algebrica. Lo stesso la parabola, anche la parabola sono i punti che soddisfano un'equazione che è in effetti un polinomio, y uguale x quadro più a per le parabole messe così.
È un polinomio, questa volta l'esponente massimo che capita è 2, quindi sarà un polinomio di grado 2, è un polinomio. Quindi questo è un oggetto che la geometria algebrica studia. Uguale alla circonferenza, anche la circonferenza sono i punti che soddisfano un polinomio, x quadro più y quadro uguale a r quadro. E potrei andare avanti così. E possiamo farlo anche in dimensione più alta, la sfera, di cui ci siamo occupati sia dal punto di vista della geometria riemanniana sia dal punto di vista della topologia, è anche un oggetto che interessa la geometria algebrica. Sono i punti, questa volta ho bisogno di 3 variabili perché sono nello spazio tridimensionale, quindi x, y, z, che soddisfano un certo polinomio, che è quello che ho scritto, dove R è il raggio della sfera. E anche la ciambella di cui avevo parlato prima, anche soddisfa un polinomio, è quello che ho scritto. Ovviamente più gli oggetti diventano complicati, più il polinomio, ci aspettiamo, potrà diventare complicato, però sono oggetti che la geometria algebrica studia. E se ci interessano il luogo dei punti che soddisfa un polinomio, le trasformazioni, un po' semplificando, saranno delle funzioni continue, al solito, che saranno espresse da polinomi. Qui è un po' meno intuitivo capire cosa questo significhi, però diciamo ci aspettiamo che alcuni invarianti di questi polinomi dovranno essere preservati. Ad esempio, dal punto di vista della topologia, la retta e la parabola è la stessa cosa, no? Passo da una all'altra semplicemente piegandola un po'. Quindi ricordiamo, la topologia sono questi oggetti di gomma, è perfettamente lecito prendere una retta, deformarla e far venire fuori una parabola. Dal punto di vista della geometria algebrica invece questi oggetti sono diversi, sono molto diversi, e un invariante ad esempio che hanno diverso e che possiamo utilizzare per studiarli è il grado del polinomio. La retta soddisfa un polinomio di grado 1, la parabola un polinomio di grado 2. Questo è un invariante per 2 oggetti descritti della geometria algebrica e anche un'interpretazione geometrica che è interessante, che è carina. Quindi se vediamo delle curve, neanche sappiamo bene qual è il polinomio non sappiamo bene scrivere il polinomio che soddisfano, già ci possiamo un po' aspettare però quale sarà il grado. E qual è l'interpretazione? L'interpretazione è la seguente. Guardate la retta nera che ho disegnato, posso chiedermi, la retta blu, l'altra, in quanti punti la interseca? Se io prendo una retta che interseca la mia retta di partenza, 2 rette si incontrano in un punto, lo sappiamo, 2 rette incidenti si incontrano in un punto solo. Non è un caso, il fatto che il punto sia uno solo viene dal fatto che la retta soddisfava un polinomio di grado 1. Se vado avanti e disegno, si è un po' deformato il disegno, forse trasportandolo, vabbè, spero sia chiaro. Qui ho disegnato la parabola e una retta che la taglia e vedete questi un po' cicciotti, un po' irregolari, scusate, esportando il file in PowerPoint si è un po' rovinato. Comunque questi che sono indicati sono i 2 punti di intersezione, sono 2. E questo viene dal fatto che l'equazione della parabola ha grado 2. Questa qui, è inutile che io vi scriva l'equazione, però ci aspettiamo che se soddisfa un polinomio, questo polinomio avrà grado 3, perché sono 3 i punti che tagliano, se prendo questa retta e provo a tagliare questa curva, verrà tagliata in 3 punti. E questo lo posso fare anche per le figure nello spazio. Adesso non ve le racconto tutte, però vedete, tutte quelle che ho disegnato sono degli oggetti algebrici, quindi soddisfano un polinomio, e vedete che il cilindro è tagliato in 2 punti, da una retta, quindi ci aspettiamo che il grado del polinomio sia 2, il piano in un punto solo, ci aspettiamo che il grado sia 1, la sfera in 2, la ciambella in 4. E in effetti se torniamo indietro, questo polinomio che ho scritto, vedete che vediamo tutti esponenti 2, ma qua poi ho elevato al quadrato, quindi viene esponente 4. Va bene, quindi questo è un invariante, ok? È il significato un po' geometrico di questo grado che appare nel polinomio. Però un po' barato, perché ho preso delle rette un po' speciali che intersecavano la figura, e se la retta la interseca male, come in questi disegni, la retta la posso prendere che interseca la circonferenza facilmente in un punto solo, basta che la prendo che la tocca. E allora quant'è questo grado? È 1 o 2? E lo stesso lo posso fare con la parabola, e lo stesso posso fare con la sfera, che prima avevo cercato di convincervi che avevano tutte e 3 queste figure grado 2. Per risolvere questo problema, diciamo, una soluzione è dire, vabbè, il fatto è che le ho prese che si toccano in punti davvero un po' speciali, sono punti tangenti questi. E come lo capisco che sono speciali? Li capisco dal fatto che se io perturbo un pochino questo disegno e muovo un pochino la retta, la situazione cambia, improvvisamente i punti di intersezione, scusate qua il macello, però i punti di intersezione, se la retta la muovo un pochino e la faccio diventare la retta viola, cambiano, diventano 2 in tutte le figure.
Quindi diciamo avevo fatto io una scelta un po' sfortunata della retta, e quello che si fa in matematica è dire vabbè, è vero che questo è un punto solo, ma è un punto con molteplicità 2, è un punto doppio, che vuole proprio rappresentare questa cosa, che se poco poco lo muovo si sdoppia, quindi è un po' il limite di due punti che vanno a coincidere in questa nostra rappresentazione grafica. E su queste cose ha lavorato anche Aldo Rollero. C'è un suo lavoro del 65 che si chiama Sulla molteplicità di intersezioni di due rami di curve piane, sul bollettino dell'Unione Matematica Italiana, e ha proprio lavorato su un algoritmo che dia la molteplicità di intersezione tra due curve che si intersecano nell'origine dati alcuni dati iniziali. È un calcolo esplicito di questa molteplicità. Altro problema, altra cosa su cui ho un po' barato, la retta potrebbe proprio non toccarla questa mia curva o questa mia figura nello spazio. Ad esempio, io inizialmente partivo da questa retta nera, e se la retta blu la prendevo parallela, quant'è questa intersezione? È 0? È 1? Quant'è? E diciamo questo è un problema che si risolve mettendosi in un contesto in cui questa invariante è un po' più invariante, cioè viene un po' sempre lo stesso risultato. E diciamo bisogna fare almeno due cose per risolvere questo problema. Uno, passare i numeri complessi, di cui non vi parlerò oggi, ma una cosa su cui vorrei dirvi due parole è il passaggio allo spazio proiettivo e quindi alla geometria proiettiva, che è una geometria su cui ha lavorato molto tra l'altro Aldo Rollero, quindi mi faceva piacere introdurla. E diciamo possiamo vederla come una parte della geometria algebrica. Finora la geometria che abbiamo fatto, quella nel piano tradizionale cartesiano, nello spazio a tre assi, viene chiamata geometria affine. Questa è geometria proiettiva e il punto qual è? Le due rette parallele non si intersecano. Come faccio a farle intersecare? Aggiungo nel mio spazio ambiente punti extra che prima non vedevo e quelli mi daranno l'intersezione. Quindi si intersecheranno in punti che io prima non avevo preso in considerazione. E in effetti il piano proiettivo rispetto al piano cartesiano classico con assi x, y, quello che si fa è aggiungere le direzioni delle rette. Quindi noi lo immaginiamo come il vecchio piano con una semicirconferenza che qui ho dovuto disegnare da qualche parte, ma dovete immaginarla come all'infinito, più lontano possibile, non sta in un punto preciso. E questa circonferenza sta a rappresentare tutte le direzioni possibili delle rette, quindi l'asse y, la sua direzione la rappresento come il punto qua sopra, vedo dove va a puntare. E c'è questo punto extra. L'asse x punta verso la direzione orizzontale e quindi lo rappresento con il punto qui. Potrei fare anche con quello di qua, sarebbe superfluo, li mettere due volte, quindi diciamo che lo prendo solo da una parte, ok? Il punto di qua lo ignoro. E così lo posso fare per tutte le rette. Per questa retta qui, la bisettrice, questa retta così inclinata di 45 gradi circa, la sua direzione la simboleggio con questo punto su questa circonferenza. In questo modo, su questa semicirconferenza ho tutte le direzioni possibili dirette nel piano cartesiano. E vedete che quindi per capire, mi interessa solo la direzione, se io questa retta la traslassi un po' in su in giù, quindi facessi una retta a lei parallela, la direzione è la stessa, proprio perché sono parallele. Quindi diciamo per disegnarla la retta la porto sull'origine e vedo dove punta, a quale punto di questo nostro sembra contachilometri, non saprei, che dobbiamo immaginare come all'infinito. Quindi cosa sto facendo? Sto ampliando lo spazio ambiente, quindi c'è questo piano, ma in più anche tutti questi punti, che chiamiamo punti all'infinito, che rappresentano le direzioni delle rette. E allora, da questo punto di vista, le due rette si intersecano, hanno la stessa direzione, si intersecano lungo il punto che rappresenta la loro direzione. E che punto è? Appunto nel disegnino che facevo prima, penso di portarle parallelamente in modo che passino per l'origine, e questa retta punterà a questo punto qui. Questa diventa il loro punto di intersezione. Quindi le due rette, se io le guardo solo nel piano cartesiano, continuano a non toccarsi. Ma se le guardo nel piano proiettivo, hanno qualcosa in comune, la direzione, che è un'informazione simboleggiata da un punto. Quindi diciamo che continuano a intersecarsi in un punto. E in questo modo appunto ho risolto questo problema delle due rette che non si toccano. In questo modo due rette si toccheranno sempre, perché in un piano due rette o si intersecavano già in un punto, o erano coincidenti o che erano la stessa, o altrimenti sono parallele. E se sono parallele ce l'hanno un punto di intersezione. E vorrei concludere raccontandovi un po' che diciamo, questa faccenda di definire degli invarianti, come ad esempio qui il grado, quindi il numero di punti di intersezione con questa retta, è una cosa che a volte utilizziamo in matematica per definire degli oggetti.
Quindi siamo nell'ambito della geometria algebrica, potrebbero interessarmi tutti quanti gli oggetti algebrici che soddisfano una certa proprietà, ad esempio che hanno un invariante uguale a qualcosa. Okay? Questo è un modo appunto che si utilizza proprio per definire degli oggetti. Ad esempio, forse ricordiamo dal liceo le coniche. Cosa hanno in comune? Sono tutte curve nel piano che hanno lo stesso grado, quindi il nostro invariante è 2, sempre per tutte. Questo proprio definisce le coniche. Sono le curve espresse da polinomi di grado 2. E se ci mettiamo nel piano affine, che vi ricordo è il piano a cui tutti siamo abituati, quello cartesiano con l'asse x e l'asse y, abbiamo tante coniche, abbiamo la parabola, quando disegnate 3, parabola, circonferenza e iperbole. E anche qui, a seconda dello spazio in cui ci troviamo, identificheremo cose diverse. Per la geometria affine queste sono diverse. Se passo alla geometria proiettiva invece, che cosa succede? Beh, posso disegnare sempre la parabola, ok? Ma posso accorgermi del fatto che se mi muovo lungo uno dei rami della parabola, questo ramo diventa sempre più inclinato verticalmente e un po' all'infinito questo mi individua una direzione che è la direzione verticale, la direzione asintotica, diciamo. Ed è esattamente la stessa che viene identificata anche dall'altro ramo, che ok è traslato, però no, va sempre a puntare verso l'alto. Quindi diciamo dal punto di vista della geometria proiettiva, questa curva, la parabola, ha anche un altro punto, che è la direzione che raggiungo quando vado verso infinito, che è sempre la stessa, perché è la direzione verticale, che quindi diciamo possiamo pensare rappresentata dall'asse verticale, dall'asse y, che quindi era questo punto qua in cima. E quindi dal punto di vista della geometria proiettiva, la parabola è questa curva che poi alla fine a questo punto all'infinito. Tutti questi punti vado come a convergere verso questo punto, che è lo stesso da cui convergo di qua. Quindi vedete che la curva si chiude e in effetti dal punto di vista della geometria proiettiva parabola e circonferenza sono la stessa cosa. È la stessa, no? Proprio perché appunto aggiungendo il punto all'infinito la parabola si chiude. Ok, diciamo il motivo un po' intuitivo che c'è dietro è questo. E vorrei concludere che l'altro vantaggio di parlare con gli invarianti è che ci aiutano quando l'intuizione ci abbandona. Ad esempio, io finora vi ho parlato di curve e di superfici. Quando parlavamo di curve piane e per definire il grado dicevamo, beh, appunto, la curva la metto nel piano e la taglio con una retta. Per una superficie, la superficie la penso nello spazio tridimensionale e taglio con una retta. Quindi cosa faccio? Il mio oggetto lo sto pensando in uno spazio che ha una dimensione in più rispetto a lui. Le curve le penso nel piano, quindi una curva in una cosa di dimensione 2, le superfici nello spazio di dimensione 3 e posso fare questo discorso di bucarle con una retta. In dimensione più alta cosa posso fare? Se adesso è improvvisamente un solido pieno, una figura piena, la dovrei adagiare in uno spazio di dimensione 4 sul quale non ho nessuna intuizione per poterlo bucare con una retta. E allora quando l'intuizione mi abbandona, imito una definizione che avevo dato in un contesto in cui avevo intuizione e la applico così in dimensione più alta. E ad esempio le coniche di dimensione n sono queste varietà algebriche, quindi queste forme di dimensione arbitraria, sempre descritte da un polinomio, in tante variabili sarà, perché ho una dimensione più grande, ma il polinomio voglio sempre che abbia grado 2. Quindi fisso lo stesso invariante nel contesto che conoscevo e provo a studiare le proprietà di questi oggetti in dimensione più alta, che non vedo, ma che in qualche modo vedo attraverso le proprietà che soddisfano. E questo è tipico della matematica, definire così gli oggetti, definirli grazie alle proprietà che soddisfano, perché a seconda del problema che voglio risolvere mi interessa che tutti i miei oggetti soddisfino alcune proprietà e muovermi all'interno di queste. E con questo concludo, vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie, grazie. Mi veniva in mente un testo che molti anni fa studiavamo a biologia, non so se ci abbia qualche rapporto con questo tipo di geometria, Crescita e forma di Darcy Thompson, che studiava le forme e la crescita e lo sviluppo di un organismo, di una cellula, in base anche al mutare delle forme, eccetera. Lo stesso le molecole biochimiche, le strutture binarie, terziarie, quaternarie delle molecole e le loro proprietà. Anche qui non so quale collegamento ci possa essere con con quanto lei ci ha esposto. A questo punto direi che se ci sono domande, chiarimenti, prego.
Allora, innanzitutto grazie per la presentazione, è stata molto, molto, molto bella. Ecco, io avevo una domanda per quanto riguarda la topologia, la parte topologica, diciamo, gli invarianti topologici. Lei ha espresso diciamo, quella formula di, se non sbaglio, di Eulero, no? E ha detto che si può risalire, diciamo, se non ricordo male, alla circonferenza, adesso a seconda della dimensione. Ecco, però mi chiedo, scusi, se uno guarda una circonferenza, spigoli, vertici, eccetera, dovrebbero essere 0, o sbaglio? Cioè, lì a questo punto non mi quadra la cosa, cioè, come si ottiene il 2? Allora, io pensavo alla sfera. Anche alla sfera non ci sono spigoli. Diciamo, quella è una quantità che è calcolabile quando introduco spigoli e vertici. Quindi, diciamo, si fanno per quei tipi di solidi. Quindi, diciamo, per una sfera, se vogliamo essere più laschi nella definizione, possiamo dire che prendiamo delle calotte curve sopra la sfera. Altrimenti sì, per calcolare quella quantità vorrò renderla poligonale, quindi la sfera deformarla come voglio, diciamo, qualunque sia il numero di facce che io decido di mettere, il punto è che poi quell'invariante rimane un invariante, rimane lo stesso. Quindi quello che volevo dire è che è un invariante alla fine della sua struttura topologica, del fatto di quanti buchi ha. Però concordo, cioè, quando parliamo della sfera non è chiaro quali debbano essere gli spigoli, assolutamente. Quello che volevo esprimere è che alla fine dipende solo dalla sua struttura topologica. Bene, ci sono altre domande? Altri chiarimenti? Sì, prego. È stato citato Darcy Thompson, Crescita e forma, un growth and form, che è stato tradotto in italiano però parzialmente, perché l'edizione completa è molto più ricca della traduzione italiana. Allora è interessante ricordare che le idee di Darcy Thompson poi sono state riprese da un grande matematico che era René Thom, con la teoria delle catastrofi, in cui ha proposto certi modelli di topologia differenziale per rendere ancora più precise e sistematiche le indagini di Darcy Thompson. Però queste idee nei biologi, negli scienziati non hanno trovato un'accoglienza molto favorevole, perché introducono un certo elemento ipotetico speculativo, insomma. Cioè la corrispondenza tra i modelli proposti da Thom e i fenomeni fisici concreti è un qualcosa che è un po' ancora ritenuta traballante. Ne parla anche Parisi nei suoi libri, dice che queste teorie così generali hanno incontrato un'accoglienza piuttosto fredda, insomma, tra gli scienziati. Bene. Altre osservazioni? Matematici non hanno niente da dire? No, non credo. Penso che tutti i giorni ne parlano e quindi direi che visto, se non ci sono altre domande, ringraziamo la professoressa Bertini per la sua interessante relazione. Direi che, per quanto posso capirne, ma la commissione che ha esaminato le domande, che erano ben 7 per il premio Rollero, la commissione era costituita, oltre che da me, da altri 2 matematici, quindi devo dire che la commissione ha fatto una buona scelta, mi sembra, in base a quello che oggi ci ha raccontato la professoressa Bertini. Grazie ancora e vi do l'appuntamento non a giovedì prossimo. Giovedì non ci sarà conferenza, ma ci vedremo invece lunedì 23 marzo, sempre alle 17, con la conferenza di Gianluca Introzzi, nostro accademico dell'Università di Pavia, su teorie scientifiche ed evoluzione della scienza. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie a lei. Interessante. Grazie.